Buongiorno, sono Eleonora e vi do nuovamente il benvenuto a Un Sorriso in Più Family. Sono felicissima di essere qui nuovamente con voi e oggi vi propongo un po' di esercizi da fare da sdraiati. Questi esercizi li possiamo fare all'aria aperta come sto facendo oggi o altrimenti a letto. Sai, quel momento in cui uno si sveglia e non sa cosa fare, mi alzo o non mi alzo? Questo è il momento giusto per fare un po' di questi esercizi che vi propongo subito. Da questa posizione sdraiata, ben rilassati, tutti ben rilassati, togliamo tutti i pensieri della mente, della nostra testa, pieghiamo le ginocchia, importantissimo mantenere le ginocchia piegate intanto che facciamo gli esercizi e cominciamo ad allungare ecco, torniamo alla posizione iniziale e poi l'altra e torniamo alla posizione iniziale. Lo facciamo 5 volte, 1 e 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 e 5. Se vi trovate più comodi di fare le 5 volte sempre con una gamba e poi una volta che abbiamo finito facciamo con l'altra gamba, lo potete fare anche così. L'importante è che voi vi divertiate facendo questi esercizi. Allora, come meglio vi trovate, fatelo. L'importante è rifarlo. Per quanto riguardano le braccia, possiamo tenerle in questa posizione o altrimenti anche in questa posizione, come anche voi vi troviate più comodi. Adesso, sempre con le ginocchia piegate, ben unite, braccia di fianco e fianco. In questo esercizio sì, c'è bisogno delle braccia di fianco e fianco. Andiamo insieme e incliniamo tutte e due le gambe verso destra e poi verso sinistra, e qui cerchiamo sempre di mantenere le spalle in contatto con la superficie. Andiamo verso destra e poi verso sinistra, e vi ricordo che ognuno fa il movimento fin dove riesce a farlo. Magari siamo un po' limitati per problemi articolari o di dolori, allora ci fermiamo magari un pochettino prima, per esempio così o così. Però se riusciamo andiamo bene in fondo in modo che allunghiamo tutta questa parte. Vi ricordo le spalle ben appoggiate alla superficie e poi andiamo dall'altra parte e poi riposiamo, torniamo alla posizione iniziale. A me piace sempre alternare un po' di esercizi per le gambe e un po' di esercizi per le braccia. Allora facciamo un po' di esercizi per le braccia intanto che le gambe riposano. Prendiamo le due mani in questo modo e da questa posizione, sempre con le ginocchia piegate, vi ricordo, andiamo su. Questo esercizio ve lo avevo proposto da seduta in un precedente episodio. Adesso vi devo dire che da sdraiati è molto più facile perché la forza di gravità influisce in modo diverso e qui diciamo favorisce questo movimento. Ecco, 2, 3, 4 e 5, e poi mani davanti e andiamo prima a destra
e poi a sinistra, e 1, destra, sinistra, 2. Vi ricordate in spagnolo come si dice destra e sinistra? Dai, pensate un pochettino, di sicuro vi ricordate. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ho perso il conto, ma fa niente. Facciamo ancora 1, derecha, izquierda e stop. E andiamo giù. Benissimo. Adesso riprendiamo con le gambe. Questo esercizio mi piace tantissimo. Allora, avviciniamo una gamba al petto con le nostre mani, aiutiamo e le posizioniamo qui sotto le ginocchia, non qua sopra, qui sotto, e le avviciniamo al corpo. E stiamo lì un attimino e poi giù, sempre con le ginocchia piegate. Portiamo l'altra al petto, ci aiutiamo con le nostre mani e poi giù. Di nuovo con la destra. Giù. Sinistra. Giù. Destra. Giù. Torniamo alla posizione iniziale sempre con le ginocchia piegate. Sinistra. Giù, attenzione, adesso portiamo la destra su, la avviciniamo al corpo, la teniamo qui e da questa posizione portiamo anche la sinistra. Ecco, li teniamo qui e ci rilassiamo. Questo esercizio è molto bello, rilassante. La nostra colonna riposa perché si appiattisce bene questa parte lombare. E stiamo qui, io starei qui, starei qua, però perché mi piace tantissimo questo esercizio, però è il caso di scendere di nuovo. Aiutiamo la gamba, la sosteniamo con una mano, poi l'altra, ecco, benissimo, e lo facciamo di nuovo. In 2 tempi, prima la destra, poi la sinistra, e stiamo qui un po' e poi scendiamo con la destra, poi la sinistra e riposiamo. Adesso posizioniamo le nostre mani qua in questa zona e facciamo un bel respiro profondo, prendendo tanta aria dal naso e cercando di portare l'aria in questa zona in modo di gonfiare, diciamo, la pancia come un palloncino, e vi faccio vedere il movimento delle mani come si alzano, perché prendendo aria, portando l'aria nella parte bassa dei polmoni, fa sì che si faccia questo movimento, si fa questo movimento. E buttiamo dalla bocca, soffiando. Se fate un pochettino di pressione, sentite lo stimolo. Ecco, e poi una pressione proprio minima, di nuovo, e poi
soffiando, benissimo, e riposiamo. Adesso vi propongo un altro esercizio bellissimo, piace a me, penso che anche a voi piace tantissimo perché l'abbiamo già fatto diverse volte. Apriamo le braccia e ci abbracciamo. Ecco, benissimo. 1. Questo esercizio dobbiamo metterci ancora più sentimento, più passione, più amore. E 2. 3. 4. E 5. E apriamo. Bene, adesso andiamo con un esercizio per gli arti inferiori. Da questa posizione apriamo e chiudiamo. Apriamo e chiudiamo. Facciamo una decina di volte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop. Allora, allunghiamo una gamba, l'altra sempre piegata. Ecco, e adesso alziamo la gamba fino a raggiungere l'altezza del ginocchio e poi giù. Questo esercizio è un po' più impegnativo, però siamo già caldi e poi, visto che siamo stati tutti bravi a fare gli esercizi, non solo il giorno che esce il video, se no tutti i giorni, allora per quello vi propongo questo esercizio. E 3, 4, 5, torniamo alla posizione iniziale, adesso con la sinistra, 1, 2, 3, 4, 5 e torniamo alla posizione iniziale e stop. Vi ricordate questi esercizi? Ecco, qui ve li faccio vedere. Su e giù con la caviglia, su e giù, ecco, e poi disegnando un bel cerchio. Cerchiamo di tenere la gamba ben dritta e di muovere la caviglia in un senso e poi nell'altro, come se dovessimo disegnare con l'alluce un bel cerchio grande. Ecco, lo facciamo con una gamba e poi con l'altra. Importantissimo. Tutti questi esercizi per le caviglie sono molto importanti. Mi raccomando di farli in ogni momento, anche quando siete seduti a vedere la televisione. Ecco, e stop. E anche è importante il movimento delle mani, perché le nostre mani, con le nostre mani ci comunichiamo col mondo intero. Salutiamo, mangiamo, ci pettiniamo, ci vestiamo, prendiamo il bastone, prendiamo un deambulatore. Allora, tutti i movimenti delle mani sono importantissimi. Vi ricordo questo. Vi ricordo chiudere i pugni e girare da una parte, girare dall'altra. E tutti gli esercizi col pollice, col polpastrello del pollice che va a toccare ognuno dei polpastrelli delle altre dita della mano. In questo modo. E adesso mi viene in mente un giochino che mio papà mi faceva sempre. Allora, io penso che questo è un giochino molto italiano.
e voi dovete, secondo me, saperlo, che è così. È come un ragnetto che sale. Lo sapete fare? Se non lo sapete fare, ma io penso di sì, dai, perché se mio papà lo sapeva, lo sappiate anche voi. Comunque è il pollice con l'indice e poi gira 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 e poi gira, un po' di coordinazione. Eccoci. Ah, io mi divertivo tantissimo. Dai, poi mi raccontate, se lo sapete fare, e se no vi lascio questo compito. E con questo compito e con questo bel esercizio vi saluto, vi mando un abbraccio fortissimo, vi voglio bene e vi aspetto per la prossima. Un bacio.